Ma quando sei in macelleria, te la tagliano o gliela tagli? La taglio. E a quante fettine la fai? Doppia. E piace doppia, piace cruda? Pure cruda. Anche cruda se la prendono. Ma a te il pezzo forte del taglio qual è? Il lacetto. Guarda un attimo, io non ho capito, scusa. Il lacetto. Ma se è certo non è là però, è qua. È qua. E quindi non è là, è qua. È qua. Ho capito. E quindi il taglio com'è? Del taglio di là o di qua? Di là. Di là. Quindi il taglio viene fatto da destra. A destra. E quindi non è là certo, è certo certo. È certo. Avete capito telespettatore? Quindi in base al taglio di come lui la taglia, dico bene, è là certo o qua certo, giusto? Giusto. Quindi dipende pure dal taglio da sinistra, dipende pure il peso e il costo. È costo. E tu a quanto la dai? Pure a 10 euro. 10 euro, non so se è caro, dobbiamo vedere, dovrebbe essere buono come prezzo, ma e gli altri a quanto la danno? Non lo so. Io So che c'è chi la dà pure gratis. Tutte gratis una carne. Sì, ma se tu la dai gratis come guadagni? Gratis. No, aspetta, ferma. Se tu poco fa hai detto in base a come la tagli, la dai, e la dai pure a 10 euro, giusto? A 10 euro al chilo, al pezzo, come... Al chilo. Se tu la dai a 10 euro non la puoi dare gratis, oppure lavori gratis. Pagata. Ah, quindi puoi essere pagato per questa cosa. Certo. Sempre se la tagli. E se non la tagli come facciamo? Nei banconi. Quindi la metti esposta? Esposta. Non è pericoloso metterla esposta? No. Perché? Perché congela. Aspetta, fermo. Congela se la metti dentro il congelatore, ma se la metti esposta sul bancone... Si vende. Quindi non congela? Non congela. E non è pericoloso metterla No. esposta? E se sbagli col coltello e la tagli? Si taglia. Appunto, quindi è pericoloso metterlo sul bancone e tagliarla, no? Certo. E tu che protezioni usi? Coltelli. Solo i coltelli, nessun altro tipo di protezione? Nessuno. Quindi vai al naturale, vai. È nato. Signori telespettatori, quindi dobbiamo riuscire a capire che questo lavoro di carnezziere è molto pericoloso perché tanto si va al naturale, poi si usano i coltelli e si tiene esposta e se si taglia è grave, ma cosa si taglia? La carne. Ah, non la salsiccia? Pure la salsiccia. Ho capito. Sì, però dimmi una cosa, per quanto riguarda la salsiccia io so che si usano I budelli. i... I budelli. Ho capito. E chi li vende questi? Io per esempio vedo da voi carnezzieri, voi vendete carne, ma questi budelli chi li vende? Quello degli agnelli. E come le fanno? Con l'agnello che fredda. E stigliola, come chiamano? I stigliola sono Palermo. E voi li allungate, come sono grossi, piccoli, come funzionano? Sono grossi e quelli piccoli. E questi vanno pure a peso? No, questo No? è nella salsiccia. Quindi misura standard? Non si dà standard. Ho capito. Questi non si tagliano? Questi non si tagliano. Ragazzi, vedete quante cose si impara? Sembra semplice andare a comprare una fettina di carne, però vedete, bisogna metterla esposta, bisogna avere l'appezzamento giusto, per la salsiccia c'è la copertura, come si chiamano, scusami? Budello Il budello di agnello. di pecora no. Pure quello di pecora. Quindi Di vedete maiale. ecco, quindi di maiale. Qual è il più? Qual è la differenza? Quale? Quello di Ma perché soprattutto questa differenza? Non si può usare un budello solo. Oppure, per esempio, non può essere perché il budello maschio è migliore da quel budello femmina. E perché costa così tanto tutta questa cosa? Non lo so. Questo. Come non lo sai? Allora perché stiamo intervistando te? Andiamoci per logica. Secondo te costa di più quello maschio o quello della femmina? Quello della femmina. Perché? Perché il budello di maiale femmina. Quindi ce l'ha preziosa. È prezioso. Quindi possiamo dire che la donna ce l'ha preziosa, anche nel caso del maiale, giusto? Giusto. Andiamo avanti, poi. Quindi l'uomo ce l'ha più grossa e la donna ce l'ha più piccola ed è migliore. Migliore. Perché è meglio? Si lavora meglio? Certo. Si infila giusto. Si infila giù. Mi fai vedere di nuovo il movimento, scusami. Questo E questo cosa sarebbe questo? è il tubo. Il tubo, ecco, perfetto, dai. È il budello fatto E così. il budello fatto così, esatto. Quanto dura questa operazione?
5 minuti. Pochino, poco, 5 minuti poco, però siete velocissimi. E quanti te ne fai al giorno? 10, 11. Cavolo, 10-11 ragazzi! Oh, vedete, qua è una prestazione molto volenterosa, quindi ripetiamo. Intanto il movimento, come si chiama questo gesto? Questo movimento, come si chiama? C'è un movimento, non lo so, un nome particolare, non so, l'infilatura. Infilatura. L'infilatura, ho indovinato ragazzi, l'infilatura. Quindi l'infilatura dura 5 minuti. 5 minuti. Ed entra ed esci 5 minuti. E quante te ne fai al giorno? 12. 12 a 10 euro al chilo, ragazzi, io cambio lavoro, mi dispiace Alberto ma non ti aiuto più. Va bene ragazzi, io sono Vito Tucano, ho imparato cos'è l'infilatura dal nostro amico Antonio. dal nostro amico Antonio che fa il macellaio. Vi saluto da parte di Antonio, vi lascio Alberto. ad Alberto. Sì, anche perché ho scoperto, la domanda è perché vuoi essere intervistato da Alberto? Alberto è meglio. Alberto è meglio, io non t'attizzo. Quindi tu mi hai fatto 10 minuti di infilatura di cose, mi hai fatto credere, mi hai fatto illudere e poi vuoi Alberto tu. Certo. Ho capito. Ragazzi, allora vi lascio ad Alberto ed Antonio. Ciao a tutti. Sta arrivando Alberto, va, Alberto, saluta. Mandava i messaggini. Poi diciamo che ci mandavano. Allora, mettetevi qua. Ti chiami? Francesco. E tu? Francesco. Pure. C'è un problema, Francesco o Francesco? Francesco A, Francesco B. Giusto? Ah, è Francesco A e Francesco B. Giusto? giusto. Sì. Andiamo a fare una così che allora, come prova possiamo fare? Come prova? Vabbè. Come ti chiami? Francesco. Francesco. Quanti anni c'hai? 25. Di dove sei? Di Marsala. Come dovrebbe essere la tua ragazza ideale? Il mio tipo ideale. Dovrebbe essere? Bella, pelosa. La vuoi pelosa? Ti piace con molto pelo o con meno pelo? Senza pelo. Senza pelo? Rasata o... Rasata proprio. Esatto. Mentre per te? Giusta. Seria. I peli li dovrebbe avere? No, no, c'è. I peli no. Perché? Perché no? Non ti piacciono? Anche perché danno un po' fastidio i peli. Specialmente nei pelosi. Possiamo cominciare? Eccoci qua amici telespettatori, naturalmente siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari con una bella scenografia, appunto cuori solitari, per presentarvi questa sera altri due cuori solitari, 2 in 1 come sempre. Vi presento Francesco, ciao Francesco. Addio. Ciao Francesco, devi dire ciao Francesco. Ciao Francesco. Ripetiamo. 1-0, 1-0, 1-0, vai. Avvicinati leggermente. Aspetta, no. Allora, fai vedere il pelo, vediamo. Non c'è proprio. Tra un pelo e un altro c'è 20 minuti di autobus. Mentre a te? Non hai, caffè. Invece te un'ora di taxi. Perché? Tra un pelo e un Ah, altro. certo. Sei pronto? Vediamo, provati il cappello e vediamo come stai meglio con il cappello. Ah, lo so. Ma è che lo devo sempre dai. Ecco. Stai attento perché se no non mi cagate bene. Vediamo? Invece metto cerca così, Perfetto. Ivano sposta. Va bene così? Sì, vediamo? No, io penso che... No, meglio senza cappello. Vediamo? Te le potevi pettinare in maniera diversa. Che pettanale, sono un gennecca, che pettanale. Vabbè, e dico, ci metto un po' di gel. Vabbè, rapido un po'. Selvaggio, ora metto più Va bene. tosta. Allora, siamo pronti? Attenzione. Buono signore. Al 3 partiamo. 3, 2, 1, attenzione. Dai, dobbiamo andare. Vai. Allora, Francesco A e Francesco B. Ed eccoci qui amici telespettatori, apriamo sempre la rubrica dei cuori solitari con questa bella scenografia. Esatto. Ma voglio parlare. Ambra facci cicocò. Boh. Ambra facci cicocò. Quella sede è cosa so come. Chi? Gli diciste? Quella sede so come. Prendi questo piatto e pesalo, prendi questo piatto e pesalo. Facevo stare la prima. A te che tu fa fare se faresti minchiato. Ma che sta registrando ancora? No, sta inquadrando per ora. Sta facendo. Sto vedendo queste cose. E vabbè, siamo qua. Ok. Ok. Siete pronti? Prontissimo. Tu sei pronto? Pronto. E tu? Pronto. Perfetto. Allora tu quanti anni hai? 107. 37. E tu?
32. 32 e 37. Vabbè, io ve lo domando, per cui Sì, esatto. automaticamente. Poi Vabbè. sta Allora, la 3, fone. 2, 1, sei Via. pronto? Sì. Appena ti dico levati gli occhiali, ti levi gli occhiali, ok? Ed eccoci qua, amici telespettatori, questa sera naturalmente non poteva mancare la rubrica dei Cuori Solitari e questa sera, ripeto, sono... alla prossima attenzione, intervista devi fare questo brano che non è tuo, è di Gigi D'Alessio, e io vi dico solo: apri le braccia adesso, fatti sentire addosso. Un bacio da Davide. Amiche telespettatrici, avete sentito? Davide è qui, o almeno lo era, in questo momento si è alzato, perché per andare a prendere... Ehi, registriamo sempre. Hai chiuso? Giusto. Fate chiuccare. Vedete qua. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Davide, Davide è qui che sta Voglio aspettando. conoscere una ragazza. Aspetta, come si chiama? Per fare. Per conoscere una ragazza. Poi c'è il macellaio. Faccio il macellaio ogni giorno, tutti i giorni. No, la domenica no. La notte a casa a dormire. Lascio la carne, tutto. Faccio consegna a domicilio. Di carne o fegatini? Fegatine, tutte cose, tutto. Anche Zampe di gallina, e piede di porco pure? pure pene di porco. Saluta i telespettatori? A tutti, Saluta tutti i telespettatori? a tutte le persone. Vuoi dire qualcosa? Niente, Canta una canzone, vediamo. non mi fido cantare. Nemmeno. Vai Rito. Com'era? Muscoli contro pancia. Muscoli contro pancia. Va. Facci. Muscoli contro pancia. Che carino. E non rendiamo un po'. Adesso poi faccio così? No. Come no? Come no? Come no? Differenza? Questo è più bello, no?
Oh yeah.